Però che cosa ti interesserebbe registrare? Quello che te vuoi. Le canzoni? Un po' tutto. Se ti parlo a distanza buona? Stai registrando adesso, vedo la luce accesa. Sì, sto registrando. Caro, che bello. Adesso ascolta, spegni. No. Si vede al basso. Dottore, noi abbiamo il piacere di averla con noi questa sera, o lei si defila subito? Dipende, ha prenotato, se non ha prenotato mi sa che non trova posto. No, mio problema. Noi siamo delle persone che innanzitutto... Ma sono sicuro che sia volontario questo qua? Ma mi pare che qui a Monarca! Da quasi! Forfora! Fontolo! Che schifoso! Ma Pinto, non è neanche stupato per vedere. Buonasera! La risponde dicendo normale, dappertutto! Anche a Merano! Sì! Non lo devo far simile! Buonasera! Fermo questo saluto, sei saluto che tutti quanti insieme, voi volassero, gli noiati, anche perché ormai mi pare di essere come una grande famiglia. Sì, nel salotto di casa, tra tanti amici. Sì, sabato mattina ti abitare su in appartamento. Perché stiamo tutti qua. E rifemo sto saluto, volevo sentirsi. Dai, rifemo, vai. Signore e signori, buonasera! Ma hai capito? Fare un po' di animazione, poi mi tocca fare rianimazione. Se io vedo io parto da parati, dai. Allora, come questi dosi qua, non so. Che effettivamente, no, stasera che abbiamo detto, rendiamoci un attimino conto della realtà sociale del Merano. Abbiamo fatto al bistrò al bistrò e abbiamo visto la realtà, la fauna, temi istituti che uno che riserva a tutti quanti, allora partiamo da Dama e Bella. Allora, una volta che erano le mamme le mamme tanto, le mamme Mazzurre, le mamme polka. qualche mamma polka che si sente. E dice, tu le tenevo stasera a casa sua, perché la mamma polka? E invece dovevamo essere grati a Nome Rocche, perché se proprio grazie alle Nome Rocche che adesso è stata fatta una legge per cui discoteche saranno chiuse a mezzanotte in punto. Sì, perché a mezzanotte i paracari sono più morbidi. Invece noi abbiamo fatto un inno, una canzone, che volevamo dedicare tutte quante alle Nome Rocche. E tutti quanti che i giovani che dopo lo spettacolo sa per correre vai in discoteca, ma non in discoteca con la camera, Bolzano, a distante. A Monaco, a Rimini, a Riccione, a Verona, sempre più distante. Però abbiamo bisogno della vostra collaborazione, che stava a fare corpo agli altri. Prima che dite no, che scrivo a voi, no? Perché... È un'altra domanda che questa. Aspetta un attimo che non Questa è l'aria. lei ha una mano, una sotto il braccio, a tempo, a turno, sì, pochi, sai? Perché è una voglia del tutto il mestiere, Allora, Laura... Anzi, dato che la Laura la vedo ben pronta, soprattutto ha una camera d'aria veramente... Sì, ha una cornamuzza che... ti nomino corista numero 1. Allora, mi aspetto molto da te, soprattutto anche dopo. Allora. La 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 la.
Posso ascoltare i miei? Ti faccio ascoltare i miei! Non ho capito cosa sia sta roba qua? Bacchetta. Che bacchetta sia? Fa dirigere... Fa dirigere che metodo che è? Montessori. Montessori, ma... I miei solo. Dammi like. Vai. La. Dice un po' sul gregoriano questi qua. Adesso, è il primo che dei mi canta, lo dirà Maurizio, Qua posso dire a capire, qua deve essere una iaiai più Gava tremare! Che adesso, come? È là! Della siringa, non si deve tornare, non sanno che ti deve quando andiamo a andare un po' il rodeo ai carabinieri sai che mostradero abbiamo fatto proprio una gammata paracazzo ma che bella frittata tutta gamba spacca l'uso ballare non so, ma quella festa io possiamo portarti oggi voglio andare a droga avanti e ci facciamo assieme una gamma non so per cui scappare è una canna non dobbiamo fare andiamo via di testa senza più ritornare ma quando io che ho imboccato addosso quel casello sono scatenato già il grasso a ballare non so senza donne non so sai ho deciso che devo cambiare solo nella vita io mi voglio sposare ma nelle condizioni in cui sono ridotto mi butto dentro il cesso e vado in acquedotto mi butto dentro il cesso e vado in acquedotto mi butto dentro il cesso e vado in acquedotto mi butto dentro il cesso e vado in acquedotto. Vivi, desideri, ma ti ricordi con gli altri come Ghierico? Io che... Quello che avevo detto basta! Basta l'acqua. Io ho detto la Q e io pensavo gli era là. Un bene preziosissimo. Infatti noi che avevamo qualche problema dal punto di vista dell'igiene personale. Infatti se lavavo i motori, esatto. un giorno una mano, un giorno un braccio, un giorno un piede, un giorno una però il giorno che gli era da andare da Amorosa Ale, spendi e spandi 2-3 litri di acqua, vai! e se eravamo rigorosamente in ordine dalla testa ai piedi perché cominciare dalla fine a metà acqua era proprio una schifezza e bei lavai, bei netti impomatai, imbornacai se vedevo, come è che si chiama che magliette? No che è magliette che te le metti adesso da sotto, come è che quei magliette anche lana fuori, cotone dentro come è che si chiama? È il genere, sì. La marca specificatamente a sé non altro che avevo che bei magliette dell'Anna piccante Teresa no? Ti ricordi? Ma prima che ti schiassi così, se mi conosci se mi confidenti l'ho fatto finta di neanche conoscerlo sulle palle dove sei? Là, scioccami una De Lucerna? Chi De Lucerna? il piccolo Uno il piccolo e T di Napoli ma ti capito proprio da Napoli? come no? Giura? Sì, partivo la mattina e tornavo il giorno dopo non mi ricordo che a volte che era un po' più di terra cacà, no? Napoli, ma andiamo qui a Napoli esatto, mi costava un soldo però mi ricordo che a volte alcuno che sono andato a trovarla, no? Importante prima cosa, prima di andare da Amorosa ma sì, sì, ma qualcuno ci dai
Sì, io davanti mi parlo perché è meglio averlo davanti che da dietro. La prima cosa da fare quando si va dall'amorosa, per non fare brutta figura, era fare la famosa prova Dell'alito. sì. La prova dell'alito, se ricordiamo tutti quanti come si fa, no? Madonna, questo è il cimitero è un po' astro, ti gira per la carità. Prova dell'alito? Prova dell'alito, dai. Allora, come deve si fa la prova? Se trova un amico E ti compiacente. fai morire. No. La prova dell'alito si fa così, si mette la mano a forma di cucchiaio. No, l'aglio scusa, cucchiaio, a forma con cavallo o con... A seconda da che parte. Flavine! Scusa, ma che vuol dire? Meteoriti! Questo tempo qua puoi stare a casa, no? E ora, mi ricordo che volta siamo andati là, primo appuntamento importantissimo. Cosa Cioccolatini. Scatola da ti 24. ricordi? Cosa? Scatola 24 del cioccolatini. Dei cioccolatini scatola 24, che ne so, è meglio puntualizzare. Ognuno che porta in scatola dei cioccolatini. Quanto tempo ne hai fatto aspettare? Ti ricordi? Ma sai cos'è? Era una comunità là, no? Calma, solo io parlare. Ma tutti napoletani qua. No. Quanto tempo ne hai fatto aspettare? 2 baci. Attenti a non disturbare, a non fare rumore, perché bisogna fare bene impressione. Allora, suonare il campanello. Allora, in punta di piedi. Piano. Miseria, punta. Te lo so, cosa te cosa dare? Te cosa dare? Per fare Carla Fracci, Punta. piano. Arriviamo alla porta. Sì. E bussemo. Anche piano. Dopo un quarto d'ora che faceva toc toc, signor Forso pare che fa ciao buona, guarda che avevo il campanello! Che figura del giorno! Che figura! Mamma mia! Anche ormai suoniamo il campanello, signore. Suoniamo il campanello e il campanello a Napoli fa. Adriano che tu che ballare. Suoniamo il campanello. Dopo un quarto d'ora di campanello. C'era la porta e deve ad aprire la porta e ti accoglie chi? Il padre, il quale padre si accoglie in modo molto benevolo, fraterno, amichevole. Attento Moro! Attento Moro! Portare a casa a Tosa mezzanotte in punto! Non preoccuparsi perché se non batto ciotto fra 5 minuti si giocare. E alla fine partivi, via, che dovevi, ciascuno col proprio mezzo di locomozione. Infatti io sempre sono più non so beh. Che aveva la bicicletta io? Sì, ma non so dove la montassi che aveva la bicicletta della donna. In Cana no. Non lo so. Mica appunto le diceva, amore, tesoro, questa sera sono senza mutandine. Porca miseria, quante volte ti avevo detto che non voglio! Che tenessi tutti i pesci e foderine! Bisogna venirti incontro, Guarda, venire incontro! Che ai tempi nostri bisognava fare... Io mi ricordo dopo aver rotto il ghiaccio del primo appuntamento, finalmente si rappresenta l'occasione. Ma che aveva fatto secondo me lì. c'è un problema di comunicazione. Esatto. Si comunicava in modo diverso. Sì, cioè eravamo timidi per quello del telefono gli era questo qua. Io non disco volando. Che dico? Questo qua sarà un reperto giurassico, però questo qua è il famoso gettone telefonico, vero? Fredo? Esempio a fare quei internazionali, No. Allora, come è che funzionava il telefono? Allora, innanzitutto si identificava una cabina perfettamente. Gabina, si dice gabina. Da quando? È recente quello. Adesso si dice cabina. Una, sa tanto è gabinetto comunque. Una cabina, gabina Sì. funzionante, Sì. si entrava nella cabina, si prendevano 2 pezzi da 100, qua. 2 pezzi da 100, si introducevano in una fessura retta, si tirava un manetto e veniva fuori il getto netto, da non confondere col getto onto che si poteva fare il 144. Dopodiché si metteva il getto netto dentro un'altra
fe su retta, si alzava la cornetta, si faceva il numma retto e si chiamava l'amoro zecca. Una buona ora! E era andata via con altro! Scherzo, adesso è tutto diverso. Adesso che sei è cellulite qua. Ti vuoi chiamare? Che ne so? Vuoi chiamare amorosa? Pronti qua? Amorosa. Ah, così si fa. Vuoi chiamare? Cioè non vuole neanche più avere agenda rubrica Non chiamare l'ufficio? U-F-F-I-C-I-O. Ufficio. Chi vuoi chiamare? Poesia. P-O-I-S-I-A. Poesia. Ospedale? O-S-P-E-Z-A-E. Ospedale. Taccare, qui ho pilota, sei io ospedale. Stiamo a pronto soccorso. Non arriva mai. Perché siamo amoroso perché ti ho detto che ero in ufficio, capito? M-O-R-O-S-A. Amorosa. Pronto? Amore? Sono qua in ufficio. Lavorare tanto. Sempre a dire lavorare, tanto lavoro. Ah sì, in pieno qua, tutti qua siamo. Sì, 7-8 che lavoriamo. Conti, sempre conti. Lavoro da cani, lavorare, sempre lavorare. E mi ami. E mi pensi. E quanto mi pensi? E mi ami. E quanto mi ami. E mi pensi. E quanto mi pensi. E mi ami, mamma. E quanto mi ami, E se tu semo, e quanto se tu semo? Oh, cosa detto che canti? Cosa detto che quante sei smancerie? Sei tu un uomo vero? Sei tu un uomo che degli attributi sull'articolo? No, bisogna essere uomini veri, uomini. E quando uno dice duri, chi sei il massimo della durezza? L'avete evocato. L'avete evocato voi. No, lascia perdere. Adesso non ci avevo. Come vedi che si chiama il numero di voce? E io chiamo sul privato. Un BRTO. E gelo duro! E quanto gelo duro? E gelo duro! E quanto gelo duro? Tu chiamale se vuoi erezioni. Ah sì? La musica sonante che può parlare, dovevi musicare, fa sonotare la musica. È lucente, psichedelico, non si crederà un tubo. E vedo gli avanti all'istante in fondo a sala, non riconoscevo più. Bionda platinata, occhi azzurri. Aveva un top de pene, una minigonna de pene, stivaloni così alti de pene, zappe di scuro sotto. Ciao, avete un diviare, io vedo. Aveva una frusta de pene, aveva un bocchino così lungo de pene, guanti de pene, occhiali de pene. Ma dove aveva trovato perché è bella? Si era fatto il lifting, capelli che aveva fatto il corrente. Ehi, Neno! Sono vista qua! Sono a casa! Ma chi stasera? C'è pure Samantha! Dai che faremo! Neno! Chi Neno? Era Carla alias Samantha, chiamava mi suo Neno. Ah, sì, Se noi lo parlo insieme, sempre sta Neno, con 32 anni. Che qua? Una volta? Sempre sta Neno! Dillo subito che sta Neno! Sempre Neno! Nato Neno, ancora Neno! Nane. Neno, figlio di Nane. Che conosci mio padre? Tu hai tutta la famiglia tua? Anche mia mamma? Sì. A Nena? Sì, anche mia sorella piccola. A Nana? Anche mio nonno. E nonno? Tutta la famiglia. Dai. E vedo lì avanti che fa, ciao Neno! Dai che vaemo! E tu, vai, che te vai. Dopo un quarto d'ora che vaemo come matti, a un certo punto mi fa, oh Neno! A sossuare come una cavaia! Andiamo fuori a tappare un vicolo di aria! Cosa sei sto viva? C'era terrorizzato. Vicolo di aria? Cosa sei? Ho subito tolto un libretto di istruzioni che aveva dato della prima. Vaso, caffabuso, bava, Schifo. becco, vigolo di terra. Blenderimo. Oh yeah! Va bene Samantha! Andiamo pure a zappare il vigoletto! Una punta appena, non arrivo se troppo.
Così dicendo, hai spento un manegon sulla porta laterale. Manegon. Pomerano, come si dice manegon? No, scusa, ma maniglia è quella che si fa così. Manegon è quello che si fa così. Come dico se avevo altri? Adesso che c'è Margherita che deve fare un disegno per un consulto. Sì. E il manegon come si dice? Como. Cobol. Cobol si chiama anche il tecnico. Cobol. Ho scritto il Cobol manegon. Sottotitolo Cobol manegon. Come qua, bilingue, Cobol manegon. E se devo trovare... Perché qua bisogna fare bilingue. Come off, on. Sai, Gaston sicuro cosa sarà? Il Gaston quando dov'è? Cosa sarà quando dov'è? No, non dov'è. Sì, inglese sto qua. Sì. Off, on. Lo spento il manegon e si può trovare fuori dalla discoteca. Ma non fuori per davanti. No, fuori per il giro. Là che era tre scaini. A me salta addosso le sole scaini, si guardava su per scaini, là che era squassi a discoteca, si guardava le sole squassi a discoteca, che era tutto. Che era risata russa, brustele, risata da riva, guardi rosti, Fredde. Oh! Capricciosa. Oh! Giorni, Dai, eri un miei da soli che se ne menavino. come se ora deve coare che sono sempre. Erano miei da soli che se ne menavino su squassi a discoteca, che erano scrollo, non si vedeva niente. Era tutto risata russa, risata del pollo, brustele, alla fine fritta, io non so cosa che sia. Ma da che volta l'ago sempre pensare che il sesso sia una roba onta. È vero! Perché ormai non c'è troppa rilassatezza dei costumi. Dice al contrario, per esempio, ai rapporti prima del matrimonio. Giusto, te ragione. Perché si fa arrivare tardi al cerimonia e tutti gli ospiti vanno in spegna. Ma che contentarsi! Che contentarsi di questo! È il fusil di esalanza! È una cantata sempre più! Adesso te ne fa anche tutti quanti i colori! Perché? Tutti i colori possibili! Tutti quanti? Tutti tremendano! Perché? Non importa, il fusil di esalanza sempre di più! Io vuoi sempre di più, ma carichiere sempre di più! Sempre roba diversa, sempre roba più! Adesso te ne fa anche tutti quanti i gusti! Tutti i gusti possibili immaginabili! Ti sei un gusto banana! Dove hai scommesso? Che sei il gusto d'arancia! Sì. È il gusto mela! Sì. È il gusto kiwi! E chi? Kiwi! È il gusto limone! Si ride per... È il gusto menta piperita! Lo senti nella gola e anche nel naso. Un altro mezzo veramente incredibile secondo me è il diaframma. Sì. Il diaframma sarà proprio schifoso, perché se ti sbagli i tempi, molto quanto per movimento, in fuori le fotografie che fa schifo! Per non parlare della spirale. Laura! Ti sei ancora senti che confonde con Zampirone? Esaltare la reticina di sicuro! Sì. Bravo, ma che poi bisogna stare molto attenti a parlare di questi argomenti. Perché? Perché non bisogna trattare questo argomento con molta disciplina. Adesso voglio tutti quanti fare come Woodstock, fare la ola e su col coro, dai, tiri fuori gli accendini per tutti quanti insieme la ola, dai. Di più! In tutto il mondo non esiste uno più sfigato di dire tutto con provare parcamente dicesse sì. Stavolta soltanto, ti prego! Schwarzenegger. Niente. Tabula rasa. Chi? Stallone. Ecco. Stallone se sono mito. Scusa, Laura. Stallone. Questi sono i ragazzi del Lo 2000. sentiamo? Questi qua sono i personaggi
che vada a portarne avanti, che vada a tramandare la nostra generazione, che domani quei 6 fumetti Stallone, un agricoltore praticamente. Stallone. Guarda, una volta uno, per esempio, andando a scuola, perché la scuola è importantissima. Mi dicono sempre mio figlio che vai a scuola, bisogna che studi, perché ha cose importanti, ha cose come il formaio grana, forma. E io mi dicevo, no, vado, capisci niente, vado, capisci niente. Scusa un attimo. E parla, sono figlio, sono di Galizia, ma che dicono che poi non staria serio, ma io dove sei? Sei dall'estero, sei toscano. Ah, ti scambia con mezzo toscano. E tu che parla? Uno andava a scuola e prendeva esempi, prendeva spunto. Col cane. E questi personaggi della storia. Oh, ti ricordi? E adesso? A chi sei che ti fai riferimento? A chi sei che ti rivolgi? Che tutto quanto ormai si è disperso, tutto quanto si è distrutto, tutto quanto si è sfracellato, tutto quanto si è morto. Non bisogna tutto quanto fare una sfiga tremenda proprio cazzo, se sai che pochi che tutto quanto tutta roba qua. Già vedo via scusa mi sa che altro a divertirmi e anche tutto quanto sfracellato. Mi sa 20 anni che sono venire qua al Cucini fa sta parte della mano. Cucini? Rovinando dopo vabbè. A tu riesci da cati stare tutti i compagni, no? Quanti capi inteso, quante vacche? 60. Informatica della materia nuova e come faccio spiegare? Informatica. Programmi da culo, sì. Ma E mi ha detto, oh va, non potevo andare avanti così. Se un giorno sta azienda sarà mia. Cosa? fermola. Ma no, no, volevo dire papà, se un giorno ti potrai mancare. Mancare mia. Dico, prima o poi potrà pure occuparmi anche mia sta azienda. Sarà meglio. Giusto. Papà, dovevo comprare il computer per stare. Bisogna modernizzarsi. Non voglio neanche fatto più. Non voglio neanche fatto confronto prima di mangiare il presente al conto. Questo è il paese, tutto da guardare, qualche sembiati che roba da rubare, da grandi anche ai problemi, può fare magistrati, con tutto che so fare, para i disoccupati, insegni fiori che non vanno a sommare, faremo sacrifici, faremo sangue fredde, e forse tutto intero del faro permanente. Questo è un paese pieno di motori, case piene strade, ma non ne fai lavori, se respira male, con fuoco sui polmoni, e fanno sbagliare, mettono anche il costo, alla del troppo. Signore e signori, sono veramente orgoglioso. orgoglioso! Sono stupefatto dell'accoglienza che mi avete riservato davanti a questo, oserei dire, folpissimo pubblico. Foltissimo pubblico. Falla bene, falla pulito, falla pulito. Però lo spettacolo sta letteralmente scemando. Ed è venuto un pubblico stupendo, un pubblico fantastico, un pubblico fantasmagorico, un pubblico unico. No, ma cosa hai da dire per fare battere le mani? Un pubblico simpatico, un pubblico eccesso, un pubblico fantastico, un pubblico eroico, un pubblico erotico, un pubblico geniale, un pubblico superlativo, un pubblico sensazionale, un pubblico stupendo, un pubblico fantastico, un pubblico fantasmagorico, un pubblico sensazionale, un pubblico etereo, un pubblico eterno, un pubblico saggio, un pubblico giusto, insomma siete il pubblico che ogni attore desidera avere, anzi diteci dove siete sabato prossimo così veniamo a vedervi. Non possiamo salutare.
biglietto, perché? Non ho il biglietto. Partenza, diario di bordo delle Bronze Querte. Si parte. Appuntamento le Bronze Querte a Losanna. Inizia alle ore 8. Riusciranno i nostri eroi a raggiungere Losanna senza imprevisti? Detto che ma dico cosa che avevo altri, no? 9:15. Siamo a Mian. E da Mian siamo o sito siamo? Remigio? Guido, mi tocca sempre guidare a me. Te sei nero, più nero del solito. Il cassanero. Un caffè mi offrivo bere, un caffè. Vabbè, ora de pausa.